nessuna arrabbiatura, nessuna gelosia. Ci tengo anche a ricordare che proprio qualche mese fa il Circolo di Fratelli d'Italia di Castelfranco Veneto, in quel caso, aveva fatto un presidio di sicurezza in città e aveva proposto appunto delle camminate per la sicurezza in giro per la città. In quel caso ricordo che il sindaco Marcon non aveva molto apprezzato. Commenta così Claudio Borgia, presidente provinciale di Fratelli d'Italia, la passeggiata per la sicurezza promossa dal gruppo consigliare della Lega. Non c'è gelosia quindi, anche se la tensione tra i due gruppi di maggioranza a Treviso resta palpabile. Nessuno dei consiglieri comunali del gruppo di Fratelli d'Italia vuole infatti rilasciare altre dichiarazioni. Sui social si rincorrono però le critiche all'iniziativa leghista. Che qualche sassolino nelle scarpe ci sia pare evidente, anche se è lo stesso Borgia poi a fare da pompiere, anzi da pontiere, come dice lui, per il bene del centrodestra unito, ricordando come il tema della sicurezza del quadrante della stazione sia sempre stato al centro del dibattito. Non siamo gelosi, anzi tutti i partiti possono mettere in campo le azioni che ritengono, anzi siamo contenti e felici che anche su questo tema e soprattutto sulla zona di Via Roma la Lega abbia fatto questa passeggiata. Ricordo che già qualche mese fa, qualche anno fa, Fratelli d'Italia aveva posto l'attenzione proprio sul quadrante di Via Roma e sul tema della sicurezza. Allora qualcuno diceva insomma che creavamo allarmismo, invece oggi poi i fatti ci danno ragione. Borgia ribadisce comunque che rimanere uniti ora e alle prossime regionali sarà la carta vincente, anche se le vedute sui singoli temi possono essere differenti. Questo non cambia il fatto che noi dobbiamo cercare tutti insieme di lavorare. Ricordo che il centrodestra unito vince, il centrodestra unito risolve i problemi della gente, i cittadini ci riconoscono il buon governo del centrodestra, ci riconoscono unità, ci votano per questo, dobbiamo tutti, come dire, salvaguardare questa unità. Io lavoro sempre per questo, è ovvio però che devo fare gli interessi di Fratelli d'Italia, lo dico sempre, devo fare gli interessi delle proposte politiche di Fratelli d'Italia e devo tutelare i consiglieri comunali. E lunedì 9 giugno il coordinamento di Fratelli d'Italia Treviso organizza al Foghero un incontro pubblico ad ingresso libero e gratuito dal titolo Sicurezza e Libertà, dove interverranno l'onorevole Sara Cheleni, l'avvocato penalista Fabio Crea, il senatore Luca De Carlo, oltre allo stesso Borgia e a Marina Bonotto, coordinatore del Circolo di Fratelli d'Italia.